per Covid in Veneto superano quota 2000. Nel frattempo è finalmente arrivata una nuova fornitura di 83.000 dosi di vaccini Pfizer. La 26enne accoltellata a Mogliano mentre faceva jogging. I primi ad accorrere sul luogo dell'aggressione hanno visto il 15enne che continuava a colpirla. 20 le coltellate, il movente della rapina non convince. Il caso di Marta Novello diventa nazionale. Sui social l'incoraggiamento di leader politici come Matteo Salvini, la ragazza ricoverata in terapia intensiva, la prognosi per lei è riservata. Identificato e denunciato l'uomo che ha aggredito una coppia gay nella stazione della metropolitana a Roma è un 31enne rintracciato a Jesolo dove lavora. Mondo delle palestre pronto a scendere in strada contro la zona rossa. L'assessore regionale alle attività produttive promette: in settimana incontrerò Giorgetti e mi farò portavoce del loro disagio. Anche l'ultimo provvedimento del governo li esclude. La rabbia e la delusione sono fortissime tra i cosiddetti lavoratori invisibili, ignorati da ogni provvedimento di sostegno. Dal prossimo weekend su Antena 3 e Rete Veneta una nuova rubrica per aiutare anziani e disabili a utilizzare sempre di più e meglio i cellulari e il digitale. Buonasera, ben ritrovati. Edizione regionale dei nostri telegiornali. Partiamo dalla questione ricoveri per Covid in Veneto, perché i numeri sono ormai significativi. Abbiamo superato quota 2000. Nel frattempo è finalmente arrivata una nuova fornitura di 83.000 dosi di vaccini Pfizer. Il punto sulla situazione in regione dall'unità di crisi a Marghera. Sono state fatte 17.224 dosi di vaccino nella giornata di ieri, quindi sono aumentate rispetto appunto a quelle del giorno prima, di cui 12.308 prime dosi e 4.906 seconde dosi. Nonostante i ritardi delle aziende farmaceutiche nelle forniture, in Veneto prosegue la campagna vaccinale. Finora sono state somministrate più di 640.000 dosi e quasi 204.000 persone hanno ricevuto anche il richiamo. Ma nelle previsioni della Regione la campagna decollerà a pieno nel mese di aprile, con l'apporto anche del quarto vaccino, quello di Johnson & Johnson. Nel frattempo la buona notizia è l'arrivo di 83.000 dosi di Pfizer. Il quantitativo di Pfizer è arrivato oggi alle 11, quindi domani vaccineremo, continueremo a vaccinare i richiami e anche a fare nuove prime dosi, soprattutto negli ultraottantenni. Stiamo mettendo a punto anche un pochino una prospettiva per essere sicuri di arrivare alla prossima fornitura vaccinando il maggior numero di persone possibile. In questi giorni i numeri della nuova ondata di coronavirus continuano a crescere, anche se al momento non destano ancora particolare preoccupazione dal punto di vista gestionale. I ricoverati per Covid negli ospedali veneti hanno superato quota 2000, ma la loro composizione è variata proprio grazie alle vaccinazioni compiute in questo periodo. Gli ultraottantenni che nella prima ondata erano molti di più, però già nella seconda ondata erano oltre il 5%, adesso sono dimezzati. Quindi siamo intorno al 2,5% dei ricoveri sopra 80 anni e questo è sicuramente una conseguenza del fatto che c'è la vaccinazione. Sono invece aumentata la fascia tra i 60 e i 69 anni. E di vaccini si occupa anche il nostro sondaggio di questa sera, dopo le novità annunciate dalla Regione sui metodi di prenotazione. Si prenota solo via internet, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere no 0422 1626 690. Come sempre anche questa sera l'esito poi del sondaggio, il risultato delle opinioni che avrete espresso nel corso di Ring in prima serata su Antena 3. Rischiano di perdere l'idoneità al servizio intanto i 10 operatori socioassistenziali dipendenti delle 2 residenze per anziani bellunesi che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino. Ieri il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno ha rigettato il loro ricorso. Non più tardi di qualche mese fa erano gli eroi sul fronte, molti di questi si sono pure ammalati e sono stati
sul fronte, peraltro senza avere adeguate protezioni. Da eroi a untori il passo è stato breve, anzi brevissimo, per i 10 operatori socioassistenziali dipendenti di Sersa e Sedico Servizi che si sono rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Belluno per vedere riconosciuto il loro diritto a non sottoporsi al vaccino anti-Covid. La sentenza ha dato ragione ai datori di lavoro che in prima battuta li aveva messi in ferie forzate. Oggi la loro posizione traballa. L'avvocato Andrea Colle del Foro di Belluno, che li assiste, preferisce non commentare. Lo fa la CISL, che come sindacato avrebbe scelto la strada della mediazione. Suggerirei di, come posso dire, cercare di ascoltare quelle che sono le ragioni di questi lavoratori e cercare di capire se c'è la possibilità, magari senza intervenire in maniera coercitiva. La posizione del sindacato è cristallina e a favore del vaccino. Nel caso specifico l'invito a entrambe le parti è quello di mediare a fronte di una immunizzazione che nelle case di riposo ha ormai superato il 90% fra ospiti e dipendenti. La sentenza del Tribunale di Belluno, che richiama l'articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità dei dipendenti, è la prima in Veneto e sicuramente in Italia ed è destinata a fare giurisprudenza. Non sarà l'unica sentenza, ce ne saranno anche altre e è utile, per certi versi è utile capire se ci sarà poi una sentenza a livelli superiori che chiarisca, perché sono aspetti controversi per certi versi. La questione resta molto delicata e controversa, mentre i 10 operatori sociosanitari rischiano di perdere l'idoneità al servizio. Ora apriamo la pagina dedicata all'accoltellamento della 26enne Marta Novello a Mogliano Veneto. La ragazza è gravissima al Cafoncello, a Marocco di Mogliano, dove vivono sia lei che il suo aggressore. Non ci si capacita di quello che è successo, entrambe le famiglie sono chiuse nel silenzio. È inutile che suonate, tanto non scendo. Io non posso parlare, senza il mio avvocato non parlo. La voce al citofono è quella della madre del sedicenne rinchiuso nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver tentato di uccidere, aggredendola e accoltellandola, la 26enne di Marocco di Mogliano Marta Novello, che ieri pomeriggio verso le 17 stava facendo jogging poco distante da casa in via Marignana e l'ipotesi della rapina finita male non convince. Chiusi nel loro silenzio la madre del ragazzo e i nonni, al capezzale della figlia l'ingegner Luigi Novello, già presidente di quartiere, e la moglie Chiara, molto attiva in parrocchia. Marta, raggiunta da 20 colpi di coltello, è stata operata ieri in serata all'ospedale Cafoncello per essere stabilizzata. Ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Le famiglie dei due ragazzi abitano a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ma se i due giovani si conoscessero al di là di incrociarsi in paese resta da chiarire. I vicini di casa del sedicenne parlano di una lite ad alta voce domenica tra il ragazzo e i familiari. Le urla e le grida erano forti. Le urla e le grida erano forti. Litigavano? Forte, fortissimo. Io stavo solo in cucina con la bambina neonata e ho sentito sbattere le porte, tutto, gridare. E sentivamo gridare, sbattere le porte, vattene, vattene, vattene. I negozianti l'hanno visto crescere qui nel quartiere, il sedicenne. Visto che assiste da piccolo e insomma non ci si aspettava una cosa del genere. Ecco. Mi sembra molto strano che un ragazzo di 17 anni in bicicletta vada a rubare una che corre. Cosa avrà, un telefonino? Avrà avuto al massimo. Quindi mi sembra strano che sia un'aggressione normale. Il pensiero di tutti ora va a Marta. Per quello che sempre l'ho vista io, ragazza tranquillissima, educatissima, gentilissima, il padre ancora meglio. Sinceramente spero che se la cavi il prima possibile e che sia meno grave di come è stata descritta la situazione. 20 i fendenti che hanno raggiunto la ragazza. I primi testimoni accorsi sul posto hanno visto il minorenne mentre la colpiva. I carabinieri non escludono alcuna pista, anche se la rapina non convince. Ha continuato ad accanirsi contro Marta anche quando sul luogo dell'aggressione si sono fermati 2 operai veneziani di passaggio a bordo di un furgone. Il 15enne arrestato per la brutale aggressione di via Marignana, dove era giunto in bicicletta. Il ragazzo è stato visto dunque colpire la 26enne. Ad allertare i carabinieri proprio i 2 passanti che nel frattempo hanno impedito che il minorenne si defilasse. È stato trattenuto grazie all'intervento di 2 passanti che, notando una bicicletta posta di traverso sulla carreggiata, hanno inizialmente ipotizzato un incidente. Poi hanno notato l'aggressore che inveiva fisicamente, che aggrediva la donna, e
hanno cercato di trattenerlo sul posto fino all'arrivo dei militari che sono giunti lì immediatamente. Nel fossato sono finiti entrambi, la ragazza l'ha trascinato con sé, ha tentato di difendersi, tanto che anche il suo aggressore ha riportato delle ferite. Con sé Marta aveva a malapena lo smartphone e gli auricolari. La pista di un'aggressione a scopo di rapina viene approfondita, ma non spiegherebbe molti aspetti, a cominciare dall'efferatezza del gesto e dal numero dei fendenti. Sono stati circa 20 su più parti del corpo. L'ipotesi iniziale è quella di una rapina, però stiamo vagliando tutte le ipotesi, non tralasciamo nessuna ipotesi. I due, ribadiscono i carabinieri, non risulta si conoscessero, ma cosa può aver scatenato tanta furia? Verrebbe da pensare a un interessamento del ragazzo per Marta, ma conferme al momento non ce ne sono. L'arma, un coltello da cucina, è stata recuperata nel fossato. Il 15enne non ha precedenti, di fronte ai carabinieri non ha dato nessuna spiegazione. La procura dei minori di Venezia, titolare dell'inchiesta, gli contesta il tentato omicidio. Assistito dall'avvocato Matteo Scussat del Foro di Venezia, il ragazzo sarà sentito dal magistrato, al quale dovrà spiegare perché l'aggressione, perché tanta violenza, perché Marta. E anche gli amici della ragazza di Marta non credono alla rapina. Oggi sul luogo dell'aggressione hanno lasciato un lenzuolo bianco con la scritta "Siamo con te", ma per la ragazza l'abbraccio è collettivo anche via social. Arrivano poco dopo mezzogiorno gli amici di Marta sul luogo dell'aggressione. Di fronte al punto in cui la 26enne è stata accoltellata, stendono un lenzuolo bianco con un messaggio di incoraggiamento per l'amica gravissima in ospedale. "Forza Marta, siamo con te", la scritta decorata con un cuore rosso. Non li convince la tesi della rapina. Che senso ha aggredire qualcuno che esce di casa per andare a correre portandosi a malapena le chiavi e il telefono? I due giovani sussurrano, dovevano conoscersi per forza. Sul luogo dell'aggressione arriva anche Andrea, 23 anni, che conosce entrambi. Al ragazzo, quando era in prima media, gli ho fatto un paio di volte ripetizioni. Cioè, era un ragazzo tranquillo, sempre solare. E mentre la ragazza aveva fatto ripetizioni a me quando io ero alle superiori. E infatti questa cosa, che è successa mi ha sconvolto letteralmente. Andrea nel tempo ha poi perso di vista il 15enne. Un anno fa l'ho beccato in bus stracresciuto e niente, anche là sempre sembrava a posto, un ragazzo a posto, quindi non riesco a capire cosa gli sia successo. E mi dispiace un sacco anche per Marta, anche lei è una ragazza perfetta, solare, amichevole, gentile. Attorno a Marta, già studentessa universitaria a Padova, con esperienze in Irlanda e Spagna, si è creato un moto vastissimo di solidarietà che ha superato i confini della Marca e del Veneto. Sui social messaggi di incoraggiamento a tutti i livelli, anche da leader politici nazionali come Matteo Salvini, e l'incitazione a non mollare. Don Paolo Pigozzo, già parroco a Marocco, ora alla Chiesa Votiva a Treviso, amico di famiglia, ha inviato un messaggio di solidarietà ai genitori. Ho mandato sto messaggio ieri sera quando ho sentito la terribile notizia, che siamo tutti sconvolti, insomma, naturalmente, e niente, loro hanno risposto ringraziando e io ho detto appunto che li ricordo nella preghiera. Fin qui il caso di Mogliano, e poi c'è un'altra aggressione. È stato identificato l'uomo che a fine febbraio se l'è presa con una coppia gay nella stazione metro di Roma. Si tratta di un 31enne che lavora a Jesolo. L'uomo che ha picchiato i due ragazzi perché si sono scambiati un bacio nella stazione metro di Valle Aurelia a Roma è stato identificato dalla polizia. Si tratta di un 31enne romano già noto alle forze dell'ordine ma senza precedenti penali che lavora a Jesolo. Il video dell'aggressione è stato pubblicato qualche giorno fa dall'associazione Gaynet Roma. Che Chiama la vecchia. Ma che problema hai? Scusa, ma chi cazzo sei tu? Perché adesso... ma che cazzo c'è? Ma che problema hai? Nel video si vede il 31enne avventarsi con cattiveria su Jean-Pierre, rifugiato del Nicaragua, perché si stava baciando con un ragazzo. Vergognatevi, ha gridato dal lato opposto dei binari, per poi raggiungerli e aggredirli a calci e pugni. Il ragazzo tentava di difendersi mentre qualcuno riprendeva la scena col telefonino. Ehi! Questo mi picca così perché? Guardate! Dai! Jean-Pierre.
Le ferite riportate non sono gravi e i 2 ragazzi se la caveranno con 3 e 5 giorni di prognosi. Nel frattempo hanno sporto denuncia. Non sarebbero però stati gli unici ad essere stati aggrediti dal 31enne, che spesso si aggira nei pressi della stazione di Valle Aurelia. Secondo quanto ricostruito, quel giorno l'aggressore si sarebbe recato all'aeroporto di Venezia per raggiungere la capitale, ma a causa della lite con una donna, per cui è stato identificato, ha perso il volo ed è stato costretto a prendere un treno. Alle 17.05 è stato controllato dagli agenti della Polfer di Mestre e alle 22, arrivato a Roma, è avvenuta l'aggressione. Dopodiché ha preso un altro treno per raggiungere la casa dei genitori, ma quando sono arrivati gli agenti era già rientrato a Jesolo. Localizzato tramite il cellulare, è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato di Jesolo. Ora la politica. Nei prossimi giorni gli assessori regionali allo sviluppo economico incontreranno il ministro Giorgetti. In quell'occasione mi farò portavoce della difficoltà delle palestre, assicura Roberto Marcato. Mi farò carico di portare all'attenzione del governo il tema delle palestre. Quindi mi prendo questo impegno ufficiale attraverso di lei con i titolari di palestra. Questo è l'impegno preso dall'assessore regionale Marcato, che porterà di fronte al ministro Giorgetti nell'incontro in programma nei prossimi giorni con le regioni. A proposito del decreto sostegno, Marcato parla di grande sforzo da parte del governo e di un passo in avanti nei criteri presi in considerazione per l'erogazione dei ristori. L'importante è che il prossimo decreto sostegni tenga conto veramente di chi ha avuto difficoltà vere dalle chiusure e di chi ha la possibilità di rimettersi in moto. Intanto Marcato ribadisce di essere a disposizione del partito nel caso gli venga chiesto di ricoprire il ruolo di segretario della Lega. Io sono un soldato, io sono un militante della Lega e come soldato sono a disposizione. E come ho sempre detto, se i militanti reputano che io possa essere una forza per il movimento e possa essere in grado di rappresentarli, io sono a disposizione. Quindi se il partito me lo chiede, io sono assolutamente a disposizione. Anche l'ultimo provvedimento del governo li esclude. La rabbia e la delusione sono fortissime tra i cosiddetti lavoratori invisibili, ignorati da ogni provvedimento di sostegno. Abbiamo sperato fino alla fine di essere inclusi nel decreto sostegno, anche noi lavoratori invisibili. E invece l'ennesima beffa. Siamo senza aiuti da marzo 2020, da inizio pandemia, intere famiglie che stanno arrancando, che stanno cercando di sopravvivere. Stanno tenendo duro da un anno, senza reddito, senza lavoro, senza aiuti dallo Stato dall'inizio della crisi del coronavirus. La loro attesa è infinita, le loro speranze si sono dissolte per l'ennesima volta in una delusione cocente. Si sono definiti invisibili perché ignorati sistematicamente da ogni provvedimento. Solo in Veneto sono migliaia. Si sono anche organizzati in gruppo per far sentire la propria voce, grazie a chi come Ellen Grandene di Jesolo è riuscita a portare il loro caso alla ribalta. Abbiamo provato in tutti i modi di sensibilizzare i comuni, le regioni, ma tutti quanti hanno detto che hanno le mani legate da Roma. Che è Roma che decide. Dove sono i sindacati che dovrebbero difendere noi lavoratori, che dovrebbero essere i primi a scendere in piazza, che dovrebbero essere loro a aiutarci, a dire ragazzi facciamo questo, facciamo quello. Dove sono? Oggi che quell'attività di protesta, di testimonianza della propria drammatica situazione economica ha semplicemente portato a collezionare dichiarazioni di solidarietà, di promesse non mantenute in un continuo rimbalzo di competenze, Ellen chiede qualcosa che va al di là della politica. Io adesso sono stanca di sentire dire avete ragione. Voglio veramente sapere chi può decidere di chi deve vivere e di chi deve morire. Conti correnti che possono essere chiusi se il deposito supera i 100.000 euro perché non sono convenienti per la banca. La scelta di alcuni istituti di credito fa discutere. A spiegarla ieri sera a Ring l'ex viceministro all'economia Enrico Zanetti. Una cosa che pochi sanno secondo me, però mi metto nelle mani degli imprenditori del Veneto, del Nord-Est che ci seguono in questo momento, dei cittadini. Com'è questa storia che se si ha un conto corrente con più di 100.000 euro depositati, la banca può chiuderlo?
Perché costa? No, allora, il tema è che stiamo entrando in una fase di tassi addirittura negativi, tale per cui la raccolta per la banca, se la raccolta rimane, cioè quindi i soldi raccolti sul conto corrente rimangono là inerti, cioè il cliente non va a reinvestirli facendo fondi azionari o quant'altro, restano là sul conto. Siccome i tassi sono negativi, diventa un costo per la banca e la banca a quel punto ha due possibilità: o, come stanno facendo alcune, scarica sul cliente i tassi negativi e quindi ti ritrovi non a ricevere dei bassi interessi, ma addirittura a pagare degli interessi negativi sulla tua giacenza, oppure a dire noi non accettiamo fondi lasciati lì per importi significativi perché come banca non ci interessano. È una dinamica verso la quale si sta andando. Con i tassi negativi è inevitabile che si andrà verso una dinamica di questo tipo. Infatti conviene, in modo ovviamente oculato e attento, ma conviene investirli piuttosto che lasciarli sul conto corrente, cosa che invece in questo periodo, anche per le tante incertezze, quasi tutti stanno facendo. Voltiamo pagina. Dal prossimo weekend su Antenna 3 Rete Veneta una nuova rubrica per aiutare anziani e disabili a utilizzare sempre di più e meglio i cellulari e il digitale. Vi spiegheremo come usare lo smartphone. Ci bastano 15 minuti del vostro tempo. Prenotare una visita online, parlare con i nipotini su FaceTime, navigare su internet, mandare un messaggio su WhatsApp, utilizzare delle app. Uno scoglio già difficile per categorie particolarmente fragili come anziani o soggetti con patologie e disabilità, tanto più in una situazione di pandemia. Media Nord-Est viene in soccorso grazie all'intuito di chi ha reso possibile la rubrica Pillole di Digitale, in onda da questo weekend su Antenna 3 e Rete Veneta. 7 associazioni venete che si occupano di categorie fragili hanno fatto squadra con Dulce 2, il Comune di Treviso e Centro Marca Banca per supportare il progetto ideato dall'associazione Parkinsoniani di Treviso. Questo bisogno era già noto a noi prima perché avevamo delle difficoltà a metterci in contatto con i nostri associati, le buste, le lettere, e abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa, intervenire proprio in questo. Brevi lezioni didattiche ogni settimana con gli attori diretti dalla regista Lucia Filippone. Obiettivo: avvicinarsi a un mondo che consente di comunicare a 360 gradi. Dagli anni 60 c'era Alberto Manzi che cercava di alfabetizzare un po' l'Italia perché hanno anni particolari. Oggi sono cambiati gli anni, sono cambiate le esigenze, sono cambiate le modalità e ovviamente ci dobbiamo adattare anche noi. Pillole di Digitale andrà in onda su Antenna 3 da questo weekend la domenica alle 13.30 e il martedì alle 11.40. Su Rete Veneta il sabato alle 11.40 e la domenica alle 20. Solo questo sabato, il 27 marzo, la puntata andrà in onda eccezionalmente su Rete Veneta alle 10.40 per dare spazio alla diretta della Messa dal Santo. Pillole di Digitale. Posologia. 15 minuti una volta alla settimana. Su Antenna 3 e Rete Veneta. Anche in zona rossa vi ricordiamo invece che il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi di Rete Veneta a Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso, sarà aperto il mercoledì per consentire alle centinaia di famiglie bisognose che ogni settimana vi si recano di ritirare la borsa della spesa. Anche in zona rossa, quindi, Banco Solidale in via Caldibreda aperto dalle 9 alle 17 con orario continuato, sempre possibile raggiungerlo trattandosi naturalmente di una motivazione di necessità. Questa sera, lo dicevamo poco fa, torna Ring dalle 21.15 su Antenna 3. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Roberto Marcato della Lega, Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Gio Formaggio di Fratelli d'Italia e il giornalista del Corriere del Veneto Marco Bonet dalle 21.15 su Antenna 3. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo e tra poco all'edizione di Venezia. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre più forte e ciò favorirà un'affluenza di aria più mite al nord-est con temperature che tenderanno a riportarsi su valori in media con il periodo. Il dettaglio di mercoledì 24 marzo.
Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, avremo infatti un ampio soleggiamento e un cielo sereno e sgombro da nubi, come vediamo, solo con qualche innocua velatura di passaggio. Uno sguardo alle temperature che risulteranno in graduale aumento, minime tra -1 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui una bella giornata di sole, senza piogge e con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, tanto sole e cielo terso e limpido. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 18 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.